Siamo in diretta, buonasera signori e signori, ragazzi e ragazze, dal centro Fincantieri, via Calcedonio. Oggi assisteremo a un match tra due squadre che forse potrebbero sicuramente chiedere di più alla loro stagione. Oggi in campo la Vis Palermo, con colori sociali vediamo maglietta, pantaloncini e calzettoni neri, contro appunto Sport Palermo, forse la squadra un po' più penalizzata fin qui nel suo percorso, appena 10 punti in classifica, meno 8 dalla zona diciamo infernale dei playout. C'è anche una buona cornice di pubblico. Quest'oggi è una giornata veramente splendida, il sole splende anche oggi, la temperatura non è nemmeno troppo alta. Ci aspettiamo due squadre sicuramente vogliose di capovolgere i brutti risultati della scorsa giornata. Ricordiamo che Sport Palermo l'ultima giornata ha perso proprio contro Team Calcio 3-1, mentre appunto la Vis Palermo torna da una brutta sconfitta in casa di una delle squadre favorite sicuramente per la volata finale contro l'Atena per 6-1. Ricordiamo i prossimi impegni appunto per lo Sport Palermo, sicuramente non facili, contro la Fincantieri, anche questa una delle squadre, come dire, favorite sempre per la volata finale. Qui intanto il saluto tra le squadre, le rispettive panchine, molti abbracci, molti sorrisi, volti sicuramente familiari. Vedremo quest'oggi come andrà questa partita. Sicuramente, ripeto, ci si aspetta tanto da due squadre che fin qui non hanno reso forse come avrebbero voluto, e qui la Vis Palermo poi con il solito grido di incitamento. Ora anche Sport Palermo prova, anche questa è la prima partita nella partita, intimorire in stile rugbyistico quasi gli avversari. Sicuramente tanta carica, quella che devono dare oggi i capitani delle due squadre. Per quanto riguarda oggi il capitano Alessandro Costa della Vis Palermo, mentre il capitano sarà Ricciardi Gabriele. Intanto comincia il match, il pallone è subito giocato dai ragazzi della Vis Palermo. Vedremo come imposteranno la partita. Intanto subito il vantaggio per un fallo a centrocampo. E allora una timida pressione, qui prova un lancio intercettato dalla difesa. Una timida pressione da parte dei ragazzi Sport Palermo. Oggi forse il campo può essere un fattore sicuramente. E allora prova ancora la Vis, va in avanti con questo palleggio abbastanza fortuito, si rifugia però in rimessa laterale. I ragazzi in maglia verde quest'oggi, verde evidenziatore. E allora si riparte con una rimessa laterale per appunto la Vis Palermo. La va a battere proprio De Giorgi, la sua gittata lunga in mezzo, il pallone è lì troppo leggero questo contrasto per poter fischiare un rigore. Allora si ricomincia dal numero 1 Antonio Mazzola, anche lui oggi chiamato alla prestazione come tutti i suoi compagni. Qui l'ottimo colpo di tacco, poi provato ancora una volta da Ignoffo, che però non riesce a servire il suo compagno. Si riprenderà con lo Sport Palermo in proiezione offensiva. Giocata al centro subito, ancora cambio di gioco, questa volta il pallone riesce, attenzione l'aggancio un po' macchinoso, difficile, e allora il pallone termina, è rimessa dal fondo. Sicuramente uno squillo importante quello della squadra dello Sport Palermo, che rimane in pressione alta, sa che può essere un fattore quest'oggi la pressione, allora costringe a rimessa ancora la Vis Palermo, che prova qui con Gnoffo che trascina però il pallone fuori. Diciamo la pressione sicuramente costringerà al lancio lungo, a cercare il suo numero 11 quest'oggi Adelfio, che giocherà quasi da unica punta, supportato sicuramente sulla tre quarti dai suoi compagni. Qui c'è l'ennesimo errore, però
diventa una buona palla, poi non riesce a pulirla bene, però attenzione perché adesso Delfio riesce a controllare questo pallone, prova ad allargare, ancora il pallone dentro, c'è stato un contatto, l'arbitro lascia giocare, era molto vicino all'azione, sicuramente avrà visto anche meglio di noi, e quindi Sport Palermo che si rifugia in rimessa laterale, subito allora il pallone giocato per Livigni che prova ancora. Occhio il cross per Adelfio, la palla rimane lì, ancora un rimbalzo e poi spazza la difesa, il pallone diventa buono ancora per la ripartenza. Occhio lo Sport Palermo adesso che prova a rispondere a una Vis Palermo che fin qui il suo cammino l'ha portata a metà classifica, un piazzamento che sicuramente senza infamia e senza lode, 26 punti sono un buon bottino, ottavo posto è lì, una squadra che comunque fatica anche a segnare, solamente 38 gol fatti, molti di più quelli subiti. Sicuramente oggi le stelle di questa squadra come Leonardi, ma anche Visconti e De Luca dovranno sicuramente dire la loro. E qui adesso il pallone lanciato in avanti per Adelfio che però non riesce, fa buona guardia allora Gargano che la blocca tra le sue braccia. E allora c'è subito il lancio in avanti, il pallone non trova qui la punta col numero 11 quest'oggi, giocherà Guido Samuele, cercare di trattenere più palloni possibili da davanti. Intanto si riparte con un calcio di punizione in favore dello Sport Palermo, proverà con un cross dentro, salgono i giocatori e ora rimane anche qualcuno un po' più dietro. Allora il cross dentro, la palla è ottima, ma c'è un'ottima chiusura del capitano Ricciardi. Attenzione, il pallone è giocato lì, improvvisa la conclusione dello Sport Palermo, ci ha provato Ferrara Cristian. Conclusione non era neanche male, forse leggermente troppo larga. Allora si riparte sempre dal basso, prova palla a terra a ragionare la Vis Palermo. Qui un pallone un pochino sporco, giocato male il disimpegno, ora prova ancora a liberare ma è fortissima in questo momento la pressione dello Sport Palermo. Vedremo se riusciranno i ragazzi in maglia verde oggi a reggere questi ritmi. Temperatura oggi che aiuta tantissimo, molti giocatori, direi tutti a maniche corte dopo le brutte giornate, si può così dire, invernali. E qui attenzione, il pallone ancora per Adelfio che prova la sgasata, c'è l'ottima chiusura, si è rimessa dal fondo, è stata una buona difesa del pallone da parte del difensore centrale col numero 6 dello Sport Palermo. Stiamo parlando di Ricciardi Gabriele che oggi è in veste di capitano. Vedremo se suo fratello, o meglio Ricciardi, proverà oggi ad aumentare il suo bottino offensivo. Solo 6 gol in campionato per lui. In panchina anche Mortillaro che sicuramente è una delle stelle di questa squadra, proverà anche lui magari come arma in corso per il mister a dare sicuramente il contributo alla sua squadra. Qui il pallone termina addirittura oltre la rimessa dal fondo, quindi si aspetta un attimo il cambio di gioco del pallone. Allora sarà proprio Gargano a rimettere in gioco con i piedi il pallone, subito giocato lungo. Anche qui adesso quasi un modulo speculare in campo, sicuramente la pressione alta è una delle tattiche anche della Vis Palermo quest'oggi. Ripeto, sono due squadre che sicuramente vorranno farsi vedere anche in zona offensiva, anche a livello di gioco. E qui Adelfio forse una trattenuta di troppo, c'è l'ottima chiusura ancora una volta della difesa della Vis Palermo che fin qui è partita veramente bene, ha concesso poco e nulla. E allora andrà proprio alla porta, al rilancio lungo, si avvicina a lui Caccamo, cerca questo pallone ma il lancio è cercare una delle punte. C'è proprio con il numero 10 Ricciardi Francesco che prova la giocata, poi il lancio termina addirittura tra gli spalti.
Si ripartirà con una rimessa a favore della Vis, che prova a portarsi in avanti, a salire con il baricentro. Qui il lancio sempre a cercare Adelfio, che in qualche modo se la trova nei piedi. Il cross dentro di Adelfio. È stata ottima l'intuizione, quella di crossare subito dentro. Si ripartirà con un calcio d'angolo, non è riuscito proprio Livigni a contrastare. Qui sarà lo stesso Livigni l'incaricato a battere. Subito salgono anche i saltatori. Vedremo anche Macaluso oggi in veste di vice capitano. Sicuramente i suoi centimetri in area si faranno sentire. Sale anche Marsala, vedremo come verrà battuta la marcatura mista, zona uomo. E occhio il pallone, perché invece è giocato basso. Qui poi c'è un colpo involontario di Lonardi, che non è riuscito a stoppare bene questo pallone. E allora si ripartirà sempre con calcio di punizione fuori dello Sport Palermo, che fase difensiva molto bene, ad essere un pochino più concreto forse in avanti, cercando di tenere un po' di più il pallone. E allora si rifugia ancora una volta la Vis dal suo portiere. Qui Adelfio parte, ma in fuorigioco. È salita molto bene la difesa ancora una volta. Qui ha provato Adelfio a scappare oltre, ma l'arbitro è stato abbastanza attento nonostante il sole. Qui il pallone è giocato un po' troppo frettoloso da parte dei giocatori dello Sport Palermo. Recupera Adelfio, che prova a stoppare e ricominciare, ma c'è un'ottima chiusura ancora una volta. Il giocatore dello Sport Palermo, in questo caso è stato Ferrara, ha cercato di chiudere il più possibile. Poi la palla termina purtroppo per lui, rimessa laterale. Ha cercato anche il guizzo. Era il pallone giocato subito in avanti, prova a chiudere un triangolo veramente lungo. Qui si impegna Adelfio, lodevole la sua corsa, ma fino a se stessa. Mister, e anche qualche richiamo per Lonardi, che forse ancora non è entrato nel vivo del match. Lui con i suoi 7 gol insieme a De Luca quest'oggi sono quelli che dovranno sicuramente dare una spinta in più. Chiude bene qui la difesa dello Sport Palermo, ma fa buona guardia ancora una volta. Centrocampo dei ragazzi in maglia nera è ottimo. Qui l'intervento difensivo a rallentare la progressione. È stato Gnoffo. Ovviamente molto coinvolto nell'azione. Anche qui ancora Gnoffo, che è ottima qui la sua chiusura, 2 volte prova, guadagna una rimessa laterale però lo Sport Palermo. Il pallone è giocato lungo ancora una volta. Provano con queste palle lunghe Sport Palermo, piuttosto che magari creare anche un po' di gioco palla a terra. Sicuramente la velocità è l'arma di forza di questi ragazzi offensivamente. Vediamo che Sport Palermo purtroppo non è molto fortunata sotto porta, solo 25 gol fatti. Quindi intanto si attende l'arrivo dell'altro pallone. E allora chiedo un fallo di mani, ma qui c'è l'ottima difesa del pallone da parte dei ragazzi della Vis Palermo. E allora qui si fa sentire, si fa da portavoce della squadra il capitano del Vis Palermo, che chiede la massima concentrazione dei suoi ragazzi. E qui Palè lancio lungo che diventa poi buona guardia per Gargano. Sicuramente azioni di ripartenze molto pericolose. Allora si andrà al rilancio lungo a cercare ancora una volta una delle punte. Lì spazza allora la difesa della Vis Palermo. Qui guadagna una rimessa laterale. Allora ancora una volta andrà a battere proprio il numero 13 di Giorgi. Qui
Partita abbastanza maschia, qui occhio al rimpallo pure fortunato e riesce in qualche modo la vis con una piccola spinta. Allora Gnoffo di testa prova ancora lui a combattere su questo pallone, ma guadagna solo rimessa laterale. Era fuori. Con Gnoffo Giuseppe che prova con la sua lunga gittata a cercare proprio Delfio. Pallone che non arriva per questione di centimetri. Allora può ripartire in velocità, ma c'è l'ottima chiusura ancora una volta del duo Macaluso De Giorgi. Termine di rimessa laterale sul lato sinistro del campo. Ricordiamo, per chi ci stesse cominciando a seguire in questo momento, oggi con la divisa verde, pantaloncino e maglietta, calzettoni blu, abbiamo lo Sport Palermo che è qui, attenzione perché prova a imbastire una grandissima azione. Ci ha provato Ricciardi, si è veramente smarcato, ha fatto uno slalom abbastanza convincente, peccato per l'ultimo passaggio, quello del tiro in porta. Diciamo, per chi si stesse collegando, in questo momento il risultato è sempre di 0-0, invece Vis Palermo quest'oggi in completo nero, maglia, pantaloncini e calzettoni. In questo momento un pareggio che sicuramente non serve a nessuno. Sta provando sicuramente a fare la partita lo Sport Palermo, che ha più necessità di fare punti per agganciare, uscire o almeno dalla zona playout. E qui occhio Gnoffo che contiene molto bene il suo avversario. Ha provato la sgasata proprio su porta, che non è riuscito a mettere in mezzo un pallone abbastanza convincente. Allora riparte ancora una volta, sempre sul lato sinistro del campo. Qui Sport Palermo che non riesce. Allora si riparte ancora una volta con il pallone giocato da dietro in possessione della Vis, sempre sui centrali. Il pallone è un po' troppo lezioso qui, giocato su una difficile verticale, e allora non riesce poi a tenere il pallone in campo. Sarà proprio Gnoffo con le mani a battere, a cercare forse le punte. Vediamo se andrà con la sua lunga gittata. Proprio a cercare Adelfio, che ancora una volta poi si trova il pallone lì. Ottimo qui la sua giocata suola quasi da calcio a 5. E poi il pallone termina ancora una volta spazzato in avanti. Meglio spazzare in avanti piuttosto che rischiare. E questo anche un pochino il mood di questa squadra dello Sport Palermo, che sicuramente con i suoi 86 gol subiti, in cui un cammino abbastanza tortuoso, cerca oggi di evitare il più possibile i pericoli. E qui attenzione perché prova una giocata abbastanza complicata, ma c'è forse un pestone ai danni di Mazzè, che cade a terra e prova a rialzarsi in questo momento. Sembra essersi ripreso, tanto leva un po' di sabbia dalla traiettoria del pallone. E allora si partirà con un calcio di punizione in favore dello Sport Palermo. Cross dentro, ottimo qui il tempismo della difesa nell'uscire. C'è un calcio di punizione, allora non si concretizza il vantaggio. Prova con calma, allora lascia il pallone. Allora ancora la Vis che prova a costruire dal basso, il pallone coinvolgendo anche il portiere. Il pallone che un po' scotta quando si arriva lì con quella pressione alta. Mister sicuramente avrà chiesto pochi tocchi, giocata, ecco qui una giocata di prima molto interessante da parte del numero 10 della Vis. E allora palla al piede, ancora lui prova adesso a abbassarsi per impostare. Ottimo il passaggio in verticale ancora una volta. C'è calcio di punizione, forse un po' troppo lungo era arrivato sul pallone, ma l'arbitro non poteva non sanzionare il fallo. Marsala qui poteva sicuramente anticipare la giocata. Allora ancora vediamo Di Vigni Basso che adesso tende ad andare in avanti. Pallone affidato allora ancora al capitano.
Giocato dentro. Sarà rimessa dal fondo, dice il direttore di gara. Comunica la sua decisione. Abbastanza contrariati i giocatori della Vis, che qui pretendevano, chiedevano calcio d'angolo. Non sono state abbastanza convincenti le proteste per far cambiare idea al direttore di gara. Intanto qui un rimbalzo fortuito, attenzione perché il pallone diventa buono, ma c'è fuori gioco ancora una volta. È scattato forse un attimo di troppo su Porta, che ha preso il tempo a tutta la difesa. Sicuramente diciamo che il campo oggi è un fattore, il fatto che la palla possa anche rimbalzare in alcuni punti in maniera anomala, su un campo abbastanza oggi sabbioso, abbastanza asciutto. L'unità dell'area sicuramente non arrende, il terreno abbastanza compatto, non riesce, quindi è normale che si alzino anche dei polveroni di sabbia durante la corsa del pallone e dei giocatori. Tanto adesso prova in qualche modo adesso a imbastire un'occasione, attenzione perché il pallone diventa buono, non è riuscito. Livigni si era trovato nel posto giusto al momento giusto, ma è ottima l'uscita di Gargano che si fa trovare pronto. Allora il suo rilancio lungo ancora con il tacco, ottima la sponda fortuita qui con la spalla, non riesce poi ad anticipare il suo avversario. Grandissimo colpo di tacco a centrocampo. Ora, come diciamo all'inizio, sicuramente è una vetrina questa partita per molti giocatori, molti di questi ragazzi. Sicuramente oggi il livello è abbastanza anche equilibrato, si vorranno provare anche con qualche giocata di fino a eccellere, a farsi riconoscere. Allora l'arbitro deve intervenire qui. Sarà un calcio di punizione in favore dello Sport Palermo. Risultato sempre di 0-0 quando ci avviciniamo a metà quasi del primo tempo. Vedremo se ci saranno sviluppi da questo calcio di punizione. Tanto sistema la barriera qui Mazzola, che chiama appunto l'unico uomo in barriera. Parte questo cross dentro, ancora una volta libera, ma attenzione perché poi prova l'anticipo. Ha provato con il numero 7 Ferrara, ancora lui il più pericoloso forse in questo momento, ma Mazzola sereno accompagna la palla rimessa dal fondo e ricomincia al solito la sua costruzione di gioco dal basso. Qui è ottima la pressione che costringe il lancio lungo, ottima anche la palla arrivata in avanti, ma qui non riesce a liberare, attenzione perché la giocata è considerata attiva e quindi è provato lo Sport Palermo in qualche modo, è provato Samuele Guida. Ora addirittura scende Livigni con la sua qualità in mezzo al campo, prova a far salire anche i suoi, molto cercato in questa fase iniziale della partita. È ottima anche l'anticipo, ancora una volta diciamo che la difesa della Vis Palermo qui perché c'è un rimpallo ma c'è anche una trattenuta. È stato con il numero 13 De Giorgi a trattenere il suo compagno, il suo avversario. L'arbitro non se la sente di uscire il cartellino giallo, sicuramente il fallo era troppo irruento per non essere sanzionato. Trattenuta vistosa. E allora calcio di punizione ancora una volta, fiato proprio a Fanduzza che proverà, vediamo la conclusione da lì, vediamo se col suo destro proverà
Barriera molto folta, deve stare adesso qui attento Mazzola sicuramente a vedere partire il pallone. La parte questo calcio di punizione, qui l'intuizione di Mazzola nel mettere tanti uomini e quindi prova adesso il contropiede ancora una volta Livigni. Arriva Gnoffo in sovrapposizione di Livigni, vediamo, lo serve con il tacco, è geniale, ma c'è l'anticipo e qui Gnoffo poi si ritira perché capisce che il pallone non potrebbe essere raggiunto. Livigni un po' indeciso, forse nell'ultimo passaggio, ma ottima sovrapposizione di Gnoffo. Il colpo di tacco, la giocata era veramente interessante. Oh, va, allora a combattere lì in mezzo al campo, ancora molta confusione in questa fase. E allora il pallone ancora una volta giocato lì, c'è sempre un batti e ribatti, abbastanza conteso. Sempre Marsala a fare la prima fase di interdizione nella parte della vis, prova sempre a recuperare tutti i palloni, ad evitare in pressing. Anche qui ancora il pallone viene giocato in avanti ma non trova nessuno dei compagni della vis. Allora c'è il cambio di gioco ottimo col contagiri, anche riesce a mettere giù il pallone, era ottimo anche lo stop col petto. Palla poi si allunga di poco e allora sarà sempre De Giorgio a battere questa rimessa laterale. Sempre 0-0, il risultato fin qui in equilibrio, molte più occasioni quelle da parte non sfruttate da parte dello Sport Palermo. Avviciniamo quasi alla seconda parte, alla fine della seconda parte del primo tempo. Vediamo i prossimi impegni anche per la Vis Palermo, che giocherà proprio contro Termini. E qui attenzione perché adesso prova in qualche modo, Gnoffo non è riuscito a concludere. E qui occhio perché adesso c'è un contropiede possibile, sono 4 contro 4, la palla giocata in avanti ma fa un'ottima chiusura. Il portiere che attento esce e spazza il pallone per Adelfio, che poi un braccio forse troppo alto. Ovviamente è molto involontario qui il suo intervento. Scusa con l'avversario, chiarimenti anche con l'arbitro da parte di Adelfio, che sicuramente è il riferimento offensivo oggi della squadra, molto cercato anche per le sponde. E occhio a questo cross dentro che diventa buona la palla lì, fa buona guardia comunque Mazzola, che poi prova con le mani a far ripartire i suoi, non riesce. Per non essere lanciato in avanti, era subito rimessa laterale battuta molto velocemente. E un attimo di confusione, ci sono due palloni in campo. Sempre 0-0, vediamo adesso se qualcuno proverà il guizzo finale di questo primo tempo. Sembra che non continua a darci tregua. Qui Adelfio lotta in mezzo al campo, in mezzo a tre, ma a un certo punto si deve arrendere alla pressione dei ragazzi dello Sport Palermo, che provano a imbastire adesso questa azione ancora. Pallone lì, rimbalzo un po' troppo fortuoso e poi con la spalla, ottima la sua giocata qui, con le giocate in avanti. Prova il lancio lungo ancora una volta Sport Palermo, che forse se provasse a giocare forse qualcosa palla a terra lì davanti riuscirebbe ad arrivare molto più in avanti. Qui attenzione perché la roulette addirittura provata ancora una volta. Cross dentro ma
non riesce, allora ancora una volta Mazzola fa ripartire i suoi e qui Livigni prova con la sua sgasata e qui costretta al fallo, c'è anche il cartellino giallo, giusto, il fallo da dietro, supporta qui fallo tattico che poi va a chiedere addirittura la mano al suo avversario. Livigni sicuramente è uno dei giocatori più interessanti quando parte palla al piede, anche se è molto sacrificato fin qui, scende tanto per costruzione, quindi magari arriva poco lucido anche davanti alla porta. E allora calcio di punizione, il cross dentro, a cercare proprio la testa di Adelfio e qui non si capiscono bene, non parla bene il portiere con i difensori, il pallone messo proprio, mi sembra da Caccamo in rimessa laterale, anzi in calcio d'angolo, scusate, forse solo la porta a colpire di testa, quasi a battere Gargano. Allora, calcio d'angolo, fuori la vis, affidata ancora una volta a Marsala che proverà adesso lui a rendersi uomo assist. Sempre partono molto dietro i giocatori della vis questo calcio d'angolo rispetto al dischetto del rigore. Era parte il cross a uscire di testa, non riesce, e poi attenzione perché ci prova Adelfio e trova il vantaggio. Un gol inaspettato forse per quanto visto, ma Adelfio sicuramente ha ripagato la titolarità con un gol che arriva dopo un rimbalzo fortuito, pallone giocato centrale, velocissimo, approvato al volo senza pensarci due volte, sente la porta, neanche la guarda, calcia nell'angolino, beffato qui il portiere dello Sport Palermo Gargano che non ha potuto nulla sulla conclusione volante proprio di Adelfio, che trova quindi l'1-0. Ottimo qui lo sprint finale da parte dei ragazzi della Vis Palermo. Ora la regia aggiorna il punteggio 1-0, si riparte allora in vantaggio la Vis. Si riparte con questo pallone ancora una volta giocato, palla a terra, c'è calcio di punizione, qui prova ad accelerare la perdita di tempo, prova in qualche modo lo Sport Palermo a recuperare, ma l'arbitro fa cenno che non accetterà ulteriori perdite di tempo, dice che non c'è nessun motivo per creare anche questo polverone. In cui una partita molto corretta, secondo appunto lo spirito del fair play da entrambe le squadre, giocatori che difficilmente hanno protestato a lungo anche contro l'avversario, sempre strette di mani e sorrisi fin qui. Ora che il risultato forse è cambiato, comincerà un po' più l'agonismo, sicuramente sempre nei limiti del fair play. Qui intanto calcio di punizione di Adelfio che prova a mettersi davanti, l'arbitro non fischia e allora si riparte con questo cross dentro, sicuramente vediamo se proverà il pallone anticipo qui i giocatori della Vis Palermo, ma la giocano male, occhio perché Livigni prova in mezzo al campo a fare ordine ma viene chiuso, e allora ottima anche la giocata, attenzione il pallone in avanti, ma qui c'è fuori gioco, c'è la protesta adesso di Guida Samuele che secondo cui riceve anche il cartellino giallo per le proteste. Sicuramente era un passo più avanti, lui magari non se ne è reso conto nel modo di girarsi verso la porta, salita molto bene in tempo la difesa e allora si ripartirà con rinvio da calcio di punizione da parte di Mazzola che verosimilmente proverà la gittata lunga quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di questo primo tempo. Ancora diventa ottimo ancora una volta per la girata e il cross dentro che però non riesce in un primo momento, poi attenzione perché il pallone rimane ancora buono per i giocatori dello Sport Palermo.
cross da parte di Supporta, che però non trova nessuno. Era ancora l'ennesimo pallone a cercare proprio Adelfio, che recupera questo pallone, combatte ma non riesce a tenerla lì. Adesso è un po' lotta greco-romana anche quella a cui stiamo assistendo. Sicuramente non si stanno risparmiando entrambe le squadre, sanno che oggi è fondamentale vincere. E qui Livigno ancora una volta infermabile, arriva l'ennesimo cartellino giallo. Adesso cominciano a volare da entrambe le parti un po' di cartellini. In questo caso Ferrara riceve il cartellino giallo, Livigni parla con lui che prova a spiegare le sue ragioni, e allora si allontana proprio De Giorgi, lascerà l'incarico del calcio di punizione a Macaluso, che prova la battuta dentro. Ancora una volta il pallone se ne va sull'esterno. Occhio perché qui Livigni la mette giù, Livigni a giro! Livigni a giro, ha fatto un gol pazzesco che trova 2-0 la Vis Palermo. Ma che gol di Livigni, l'avevo detto, giocatore forse di maggior qualità in squadra, un po' sacrificato oggi. Adesso provano anche una specie di balletto i ragazzi, che sicuramente possono essere sì soddisfatti di questo primo tempo. Bene, qui la fase offensiva da parte della Vis Palermo. Allora è 2-0 quando ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo. Qui protestano i giocatori dello Sport Palermo per un calcio di punizione, una spinta durante il contrasto con Livigni, che ha beffato sicuramente il portiere, e ora aumenta quindi lo score dei gol subiti, ma vedremo se proveranno. Qui ora c'è calcio di punizione a favore della Sport Palermo, comincia un pochino adesso ad accendersi la partita. Forse i gol erano quelli che servivano. Qui calcio di punizione su Guida, vediamo si incarica lui stesso della battuta. Adelfio poi prova ancora lui, l'autore del primo gol, a chiarirsi con la difesa dello Sport Palermo, ma sicuramente non è affar suo quello di doversi chiarire. C'è l'arbitro per le decisioni, e infatti va a sedare un pochino anche le proteste. E allora sarà proprio Samuele Guida a battere questo calcio di punizione. Vedremo se andrà per il cross dentro o siamo un po' distanti dalla porta, ma mai dire mai. Marcature a zona, occhio perché occhio al fuorigioco lì, il tiro in porta, velenosissimo. Prende un rimbalzo strano, non era affatto male la conclusione qui da parte di Guida, sorpreso in un certo senso proprio Mazzola, che qui occhio ancora a Livigni che salta l'ennesimo avversario e si prende questo rischio. E allora prova ancora una volta col pressing alto a guadagnare una rimessa laterale, ma non riesce a costringere l'errore i giocatori della Vis. E qui occhio il pallone perché c'è l'errore in fase offensiva, perde tempo, poi si gira ancora Adelfio, ma c'è l'ottima uscita di Gargano. Qui non è stato cattivo Lonardi, stranamente poteva sicuramente controllare meglio. Allora ottimo lo stop giù ancora di Guida, che però non riesce nel controllo a seguire. Il pallone poi termina di rimessa laterale in favore dei ragazzi in maglia nera. Si incarica proprio Gnoffo della battuta. Ancora una volta proverà a cercare la torre, e lo schema è sempre quello, cercare proprio Adelfio, che sta combattendo anche lui su ogni pallone, non si sta nemmeno risparmiando. Occhio qui, lancio interessante da parte di Guida a cercare il suo compagno, ma buona guardia qui Mazzola, che perde, può provocare anche un po' l'avversario perdendo un po' di tempo. Sicuramente dovrà stare attento in queste cose se non vuole ricevere anche una munizione magari in qualche rimessa dal fondo. Qui forse il primo errore della partita da parte di Marsala, che non è riuscito a servire il suo compagno. E allora ancora chiama il cambio battuta qui, occhio perché il pallone diventa buono
Vediamo se prova a imbastire un'azione adesso offensiva. Siamo sulla bandiera del calcio d'angolo. C'è rimessa laterale in favore dello Sport Palermo. E sempre supporta uno dei più cattivi lì sulla fascia. Il giocatori dei più pericolosi. Guardate che per seguire gli altri eventi siamo sempre disponibili su Sport Sicily. Sempre disponibili per interviste, video, foto, tanto altro. Il nostro repertorio qui, attenzione, la conclusione improvvisa provata proprio da Guida, che sta mettendo il cuore oggi e ancora si fa sentire fin qui sicuramente il migliore dei suoi. Ora prova a chiamare la pressione alta proprio lui. E allora è ottima qui la pressione alta, ma ancora in qualche modo la Vispalermo fortunata anche nei rimpalli. Il pallone a cercare proprio Lonardi. La buona guardia ancora una volta la difesa dello Sport Palermo, che non si è per nulla comportata male quest'oggi, anzi molto bene, certi versi sfortunata nei due gol che vengono da due giocate abbastanza complicate individuali. Adelphi e Livigni. Quindi un gol pazzesco a giro, cercare il palo lontano del portiere, pietrificato Gargano. Su questa conclusione non poteva assolutamente nulla. Ancora Livigni in fase col taco qui. Ora è preso anche lui un pochino di transagonistica, sicuro dei suoi mezzi, e qui Mazzola, ottima qui la sua uscita. E allora si ripartirà con questo rinvio dal fondo, sempre 2-0, marcatori Adelphi e Livigni. Sicuramente è una vittoria che non smuove tantissimo la classifica della Vis, ma la vittoria è sempre una vittoria. Per far di più allora lo Sport Palermo, per cercare di recuperare quantomeno questo svantaggio. Veramente un 2-0 un po' severo qui. È ottimo qui pallone di Guida che cerca un pallone dentro con l'esterno, poi supporta, che ha provato, ma ancora una volta Mazzola. Si intendono veramente bene il numero 9 e il numero 11. E qui mister chiama ancora una volta la pressione alta. E calcio di punizione, però troppo forte la pressione qui da parte di Caccamo. Ci avviciniamo proprio allo scadere di 45 minuti primo tempo. Vedremo come si riorganizzerà sicuramente lo Sport Palermo, come procederà invece nella ripresa, se continuerà ad attaccare o avrà un atteggiamento un po' più parsimonioso, risparmiare anche l'energia in vista dei prossimi incontri. La Vis Palermo, sicuramente fare punti oggi è molto importante per lo Sport Palermo. Anche un punto a questo punto, il mettersi in salita della gara. E ecco qui ancora Livigni che prova la sua progressione, sempre sulla fascia Livigni, questa volta va sull'esterno Livigni, la tocca. Sarà calcio d'angolo, si incaricherà della battuta proprio il numero 8 Marsala. Vedremo come batterà questo calcio di punizione. Vediamo se proverà un cross a entrare. Palla è quasi in porta, non riesce nell'impatto con il pallone. Il giocatore della Vis Palermo è stato proprio De Luca a provare a portarsi a 8 gol in campionato. Non ci è riuscito veramente per questione di centimetri. Ottimo qui la giocata adesso lo Sporting Palermo.
calcio di punizione, no, rimessa laterale in favore proprio della Vis che guadagna metri. Ancora una volta con un'altra rimessa laterale affidata sempre a De Giorgi, che sulla fascia si sta facendo sicuramente valere. Sia lui che Gnoffo stanno veramente dominando le corsie laterali. Qui la spizzata di destra di Delfio che non riesce a coinvolgere qualche suo compagno. Il pallone è giocato ancora una volta in avanti per il numero 10 dello Sport Palermo, che però è isolato ma riesce comunque in una gran giocata. Il pallone poi messo laterale proprio da Macaluso. Allora ancora una volta prova a cercare proprio Ricciardi, e qui Adelfio duro ancora una volta su Ferrara che rimane a terra. Allora Adelfio va a sincerarsi le sue condizioni. Normalissimo scontro di gioco qui. Non è riuscito poi ad andare in porta. E allora ancora una volta Di Giorgi la rimessa laterale. Pallone giocato poi con la gamba un po' troppo alta. Calcio di punizione per lo Sport Palermo. L'arbitro chiama appunto il calcio di punizione. Si incarica della battuta proprio Fanduzza, che andrà al lancio lungo. Proverà a chiudere in avanti questo primo tempo. Allora il lancio in avanti ancora una volta. Cercare una delle punte, o meglio le seconde punte che girano attorno ad Adelfio. Quindi il pallone è giocato ancora una volta da dietro. Ottimo, qui il contrasto ancora una volta in fase di interdizione. Allora il lancio una volta lunga a cercare Adelfio che scatta in posizione regolare. Vediamo che sicuramente Marsala sta facendo veramente una gran partita. Calcio di punizione per fuorigioco di Adelfio. Pallone giocato forse troppo frettoloso qui. Allora Livigni prova ancora una volta a prendere campo, sempre supportato qui da Gnoffo che prova la giocata. Il giocatore però a terra da parte dello Sport Palermo. Si prenderà con una rimessa laterale in favore della Vis, che vedremo se riconsegnerà il pallone. Tanto è rimasta a terra la Sport Palermo proprio su porta. Forse crampi per lui. Si rialza poi per fortuna senza l'intervento dello staff medico. E allora vedremo se il pallone verrà riconsegnato. Sarà l'arbitro a decidere. Sarà proprio Gnoffo a ridare il pallone al portiere dello Sport Palermo. Sarà proprio Gargano allora a rimettere in gioco con le mani questo pallone. Allora sbagliato il lancio, diventa buona quella palla per Adelfio, che ancora prova la giocata. Adelfio mezza a 3, salta anche il portiere ma non riesce poi a concludere. Stava per diventare un assist proprio per Leonardi. Poteva chiudere questo primo tempo sul 3-0 la Vis, ma ci proverà ancora sicuramente con questo calcio d'angolo. Sempre Marsala a battere. E allora l'arbitro prova a controllare che il pallone sia nella lunetta. Fischia la ripresa allora del gioco, il cross dentro a cercare proprio la testa
Primo dei giocatori della Vis. Allora, pareggio in avanti, ma finisce così il primo tempo. Siamo sul risultato di 2-0. Partita veramente un'altalena di emozioni. Molto bene Sport Palermo nella fase iniziale, poi ha preso anche il sopravvento, la classe, la forza di giocatori come Adelfio, sicuramente lì davanti uno dei più pericolosi anche fisicamente, e Livigni con la sua immensa classe, con un gol fantastico a giro, provato. Sicuramente è riuscito a trovare il gol del 2-0 che in questo momento manda la Vis con più 3 punti a casa. Lascia ancora tutto un secondo tempo da giocare e allora noi ci risentiamo per l'inizio del secondo tempo tra circa 15 minuti.
Siamo in diretta, siamo tornati allora per raccontarvi l'inizio di questo secondo tempo. Sempre di 2-0, questa volta l'unico cambio è quello di campo. Ora, fino alla fine della partita, il Palermo attaccherà da sinistra verso destra, mentre Sport Palermo da destra verso sinistra. Ricordiamo Sport Palermo con la sua divisa quest'oggi, con questo verde fluorescente evidenziatore, calzettoni blu, numero di maglia pure blu, mentre in completo completamente nero e numero di maglia bianco invece la Vis Palermo. E allora l'arbitro si dirige verso le due panchine dopo un consulto reti. Ora si assicura che si seggano tutti in panchina, prendano posto i vari elementi, tranne chi ovviamente sta per riscaldarsi. Vedremo come, cosa, che corde avrà toccato il mister del Sport Palermo, mister Maniscalco, quest'oggi. Proverà in qualche modo a chiamare a ribaltare il risultato. Vediamo come comincerà quindi questo secondo tempo. Tanto prende anche posto sul lato del guardaline. Ora ultimi controlli. I mister in panchina che continuano a discutere tra di loro, sempre molto amichevolmente, e quindi comincia proprio in questo istante il secondo tempo di questa partita. Vedremo se ci sarà una reazione da parte dei ragazzi dello Sport Palermo, in cui prestazione abbastanza sottotono. Purtroppo quando si gioca queste condizioni, anche con questa pressione addosso, molte volte non si riesce a rendere come si vorrebbe. Dovranno essere bravi qua i ragazzi a cercare di scrollarsi di dosso quella che è una posizione in classifica che sicuramente non aiuta nel morale. Anzi, sarà proprio la fame di punti a doverli guidare da qui fino alla fine del campionato, se vogliono uscire dalla zona playoff. Intanto qui pallone termina in calcio d'angolo. Allora vediamo questo inizio di secondo tempo subito con una mini reazione da parte dei giocatori dello Sport Palermo. Devono stare invece attenti i giocatori della Vis a non sottovalutare troppo i mezzi tecnici degli avversari, nonostante un Livigni così in forma. Uno come lui può sicuramente uscire una giocata dal cilindro in qualsiasi momento, e qui occhio perché non arriva per un colpo di testa, c'è Delfio in mezzo che riesce a liberare. Allora riparte ancora con questo lancio poi in avanti, a buona guardia Mazzola, poi aspetta, perde un po' di tempo prima di rilanciare. Siamo solo all'inizio del secondo tempo, un po' inutile qui far perdere anche l'inerzia dell'azione ai suoi compagni. E allora andrà proprio il rilancio lungo, cercare proprio Delfio, la boa lì davanti. Ancora una volta Delfio, ma forse c'è un fuorigioco di rientro che l'arbitro non sanziona anche per il vantaggio. E allora riparte ancora una volta con il lancio lungo, ma non trovato. Provato proprio terzo ad andare con questo calcio in avanti. Pallone poi termina rimessa laterale in favore dei giocatori della Vis. Sarà proprio Gnoff ancora lui, con cui ha stravinto tutti i duelli sulla fascia. Allora il pallone in avanti, c'è calcio di punizione, lo batte velocemente qui, occhio, ancora prova a combattere Samuele Guida, che occhio qui in mezzo a due, poi il pallone diventa buono per una conclusione che non trova la potenza giusta, proprio si porta ancora una volta a concludere. Allora di Giorgi prova, ma adesso la pressione è sempre più costante
Vedremo fin quanto troveranno ancora queste energie questi ragazzi. Allora il pallone è giocato in avanti, ancora a cercare Adelfio, qui c'è la chiusura, il rimessa laterale, si rifugia. Allora i giocatori dello Sport Palermo, è stato proprio la porta che marca a uomo Adelfio, anche in questo caso è sempre a cercare una sua sponda, qui che non riesce, allora prova ancora a cercare questo contropiede, il pallone in avanti, giocato 2 volte ma c'è fuori gioco. Siamo passati i 5 minuti quasi del secondo tempo. Ora comincia anche un po' di ombra a sollevare i giocatori sul lato sinistro del campo. E quindi un rilancio un po' sbilenco di Mazzola, che però diventa comunque importante qui. E allora poi giocato in avanti, non riesce a filtrare, allora sarà ancora De Giorgi con le mani, il capitano. Allora, dentro per Adelfio. Allora non è carambola centralmente, diventa buono ancora per Gnoffo, vediamo se ci arriva qui. No, è costretto a lasciare qualsiasi tipo di idea. Ottimo qui l'anticipo, il pallone in avanti ancora per Adelfio che prova a metterla giù, si gira Adelfio in un fazzoletto, ancora lui è atterrato e l'arbitro fischia calcio di rigore. E qui Adelfio sicuramente una grandissima giocata, il rigore è anche abbastanza giusto secondo me, l'arbitro era lì davanti, ha fischiato un'ottima opportunità per mandare sul 3-0 la Vis. Allora sarà proprio Leonardi, lui che fin qui in questa partita è stato anche un po' un fantasma per certi versi, proverà, incoraggiato anche dai suoi compagni, a trasformare e a mettersi anche lui a quota 8 in campionato. Prova Gargano a cercare anche innervosire qui proprio il giocatore numero 7, proprio Leonardi. Ricordiamo che questo calcio di rigore può mandare sul 3-0. Sono passati solo 6 minuti. È una partita molto bene lo Sport Palermo, ma Adelfio ha cercato di giocarla e qui il rigore trasformato. 3-0, partita possibilmente chiusa da parte dei giocatori della Vis. Un 3-0 che vede sicuramente una partita adesso ancora più in salita per i giocatori dello Sport Palermo. Nel frattempo che si aggiorna la regia, ricordiamo i marcatori di quest'oggi, quindi apre le danze proprio Adelfio con un gol al volo con il destro, cercare il secondo palo, secondo gol anche un capolavoro proprio di Livigni, il numero 10 di questa squadra, l'estro creativo. Pallone a giro sul secondo palo, portiere completamente pietrificato. E ora sul 3-0 si aggiunge anche al tabellino dei marcatori proprio Leonardi con il numero 7 che supera 7 che sono i suoi gol, arriva a quota 8. Qui intanto calcio di punizione, un po' di frustrazione anche adesso nella squadra lo Sport Palermo, che ripeto non aveva cominciato male questo secondo tempo, anzi si era creata molto bene un calcio d'angolo inizialmente con un colpo di testa sfiorato verso la porta. Vedremo come proverà ancora mister Maniscalco. Sicuramente mister Demma nelle file della Vis può essere soddisfatto dei suoi ragazzi, che anche oggi stanno portando a casa una prestazione che dopo il 6-1 contro l'Atena era anche obbligo per riscatto, per far capire che comunque un errore ogni tanto ci può stare. L'impegno di questi ragazzi fin qui oggi è assolutamente
non si può negare. Un po' di delusione per lo Sport Palermo, che oggi poteva provare ad agguantare anche i 3 punti e sognare forse una possibile rimonta. Ricordiamo che per uscire dalla zona playout bastano solo 8 punti. Non è un percorso così difficile, nonostante i 10 fin qui conquistati proprio dai ragazzi in maglia verde. E allora si riparte da dietro. Ancora la Vis che prova ora. Sbaglia il controllo qui Gnoffu, che non riesce a controllare questo pallone, e si alza sotto i piedi. Ci avviciniamo al 10° minuto di gioco. Ancora una volta Adelphi, cercato sempre lui oggi molto ispirato. Poi quando soprattutto i compagni ti aiutano, ti vengono a cercare così tanto, è normale che arrivi anche una risposta emotiva. Qui baluardo di ogni pallone giocato in avanti. Allora si scalda un pochino anche l'ambiente panchina adesso. I giocatori cominciano un timido riscaldamento in entrambe le squadre. Mentre la partita è ancora lunga, manca più di mezz'ora il recupero. Qui ancora il capitano De Giorgi prova a tirare il pallone in avanti con una lunga gittata, ma a buona guardia la difesa dello Sport Palermo, e poi un colpo di tacco un pochino fino a se stesso, rischioso. Ogni tanto le giocate qui, occhio, perché con il colpo di testa prova a controllare questo pallone. E occhio adesso, perché è possibile contropiede. Qui il pallone ancora dentro. Ha provato ancora una volta la conclusione di nuovo dopo il calcio di rigore. Ancora Lonardi, ma è stato ottimo Gargano ad andare giù all'ultimo e negargli il gol del 4-0. Un gol che sicuramente avrebbe tagliato le gambe. Una squadra che già con un morale un pochino sotto. Ancora Adelphi che adesso ha un po' più di libertà, riesce a metterla giù. Adelphi ancora, lui la sua giocata ottima nello stretto, poi sbaglia ad allargare questo loro orizzontale, diventa pericoloso per i giocatori dello Sport Palermo, che provano a imbastire un'occasione offensiva, ma ancora una volta si comporta molto bene la difesa. Allora attenzione, perché adesso c'è questo lancio in avanti neutralizzato ancora una volta. Prova a combattere in qualche modo, c'è calcio d'angolo in favore dello Sport Palermo, ma intanto c'è un cambio alla fine proprio dello Sport Palermo. Entra con il numero 17 allora Campanella, lascerà la porta posto al suo compagno con il numero 17, e là subito Campanella che va a prendere posto in area di rigore. Vorrà sicuramente dire la sua, vediamo se le mosse adesso di mister Maniscalco avranno effetto. Parte il cross dentro proprio a cercare la testa del neoentrato. Occhio perché la palla rimane lì ancora nello stretto. Prova Adelphi poi ancora ovunque in questa partita. Sicuramente lui e Livigni man of the match. È difficile dover cercare qualcuno. Attenzione perché adesso Adelphi si autolancia. Ancora Adelphi prova la giocata, ma non riesce a saltare l'avversario, e qui forse un po' stanco, si è fatta almeno 20 e passa metri di corsa, più il recupero difensivo da considerare. È arrivato poco lucido lì davanti, forse la conclusione di prima sarebbe stata la scelta vincente. E occhio qui adesso ancora una volta la ripartenza, si aprono tanti spazi qui, ma c'è fuori gioco. Ancora una volta fuori gioco da parte di Lonardi, che ripetiamo, prima del gol la partita abbastanza sottotono, sembra essersi acceso proprio in questi istanti post gol. E allora si riparte un gioco da fermo per fuori gioco. Prova a prendere un po' di metri qui Sport Palermo con il lancio lungo. Ancora una volta a cercare verso il dentro del campo. Poi ancora una volta giocato con ordine
parte il giocatore della Vis. Caluso di testa sempre per Adelfio che prova la sponda ancora Livigni, il pallone dentro, non si chiude l'1-2, parte la conclusione da parte di De Luca, che anche lui trovato quest'oggi offende tantissimo ma non è riuscito. Si conferma una delle peggiori difese quindi del campionato, quello dello Sport Palermo, che però oggi, nonostante il risultato di 3-0, non ha disputato una brutta partita. Detto ora, sicuramente con questo risultato così goffo, vantaggio per la Vis, si apriranno sicuramente tanti spazi, possibilità quindi per aumentare il carico offensivo da parte di Mister Demma, che chiede ancora ai suoi ragazzi di non mollare, di continuare a giocare. Poi a cercare ancora una volta Adelfio che combatte in mezzo a due, Livigni la tocca ma il pallone diventa buono ancora una volta il giocatore dello Sport Palermo. E allora prova De Luca a lanciare ancora, ottima la chiusura qui, il numero 7 lo Sport Palermo. Giocato in avanti ancora per il neoentrato, prova a sgasare sulla fascia, pallone che termina, no? Sul calcio di munizione, sempre di Campanella, la carica sul suo diretto avversario. Vediamo se Campanella con la freschezza proverà sicuramente qualche guizzo a fronte di una difesa che magari può essere anche stanca visto l'eccessivo pressing in questo primo tempo da parte dello Sport Palermo. Quando entriamo in questo istante nel 60° minuto di gioco, vediamo come proverà a riaprire in qualche modo, se ci sarà la gestione del risultato da parte della Vis. Qui gamba considerata buona e allora sta per diventare un assist. Occhio qui De Giorgi pressato, buona qui la sua giocata con molta lucidità. Adesso il pallone in avanti a cercare proprio Adelfio che scatta col ginocchio. Adelfio, il cross dentro sempre per Livigni che la mette giù, poi Livigni, il suo controllo regolare per l'arbitro, Livigni, e c'è la grandissima parata Gargano in controtempo. Che parata di Gargano, non si è fatto beffare qui. Occhio, ora il pallone è giocato in avanti ma diventa preda ancora una volta. Un po' statici adesso i giocatori dello Sport Palermo, che nel primo tempo hanno sicuramente fatto una grande prestazione a livello atletico. Il risultato poi aiuta tantissimo i ragazzi in maglia nera. Qui ottima la giocata di testa all'indietro, e allora ancora Adelfio prova l'assist in mezzo, il pallone ma c'è calcio di punizione, sarà fuori gioco proprio di Leonardi, l'autore del calcio di rigore, procurato sempre dal solito Adelfio, che ora anche in versione assist man sta provando ad aumentare il potenziale offensivo della sua squadra. Altri cambi allora nelle file della Vis. Entra proprio con il numero 9 Visconti, lui che è il grande escluso di questa giornata dall'inizio. È stato cambio anche al centrocampo. Vediamo ora come si disporrà. È entrato anche Arena, Cardarena, che pure lui doveva partire titolare in primo momento, poi il mister ha optato per un cambio a ridosso proprio dell'inizio della partita. Ricordiamo anche gli altri appuntamenti, anche quest'oggi sulla piattaforma Sport Sicily, trovate anche su YouTube in diretta streaming. Tanto qui torniamo al nostro match. C'è un calcio di punizione e cartellino giallo proprio per il neoentrato Arena, che qui ha dovuto spendere questo cartellino giallo per provare a recuperare questo pallone. Dovrà stare attento di qui fino alla fine della partita.
Solitamente non è facile dopo pochi minuti, pochi secondi appena entrati prendere subito un giallo. Lui ci è riuscito. Anche questa è una statistica abbastanza divertente da ricordare qui. E allora pulisce un po' l'area del calcio di punizione. E allora si batte col pallone giocato dentro, ancora diventa buona guardia della difesa, ma prova in qualche modo qui, forse si confonde anche un po' con l'arbitro. E allora ottima la chiusura da parte dei giocatori dello Sport Palermo, che continuano, provano, non si arrendono nonostante il 3-0. E qui Gnoffo manda il pallone dall'altro lato completamente fuori dal campo. Non ci ha pensato due volte, vanno poco allo stile. Continuano a riscaldarsi i giocatori sulla panchina della Vis. Intanto seguiamo qui questo pallone giocato dentro. Occhio perché diventa buono proprio per il guizzo del neoentrato Campanella, che non è riuscito. 1-2 fantastico dentro l'area, non è riuscito a concludere, la palla termina è rimessa dal fondo. E qui occhio perché adesso i primi squilli arrivano. Siamo al minuto 65 da parte dello Sport Palermo, che proverà in qualche modo a dare un senso anche a questo finale di partita, a far capire che non sono venuti qui solo ad assistere alla goleada della Vis. D'altro canto Mazzola prova ancora lui a perdere quei secondi preziosi anche per far rifiatare un po' anche i suoi compagni. Vediamo già diversi ammoniti in questa partita. Sta provando anche lui forse a iscriversi in questa lista privata. Il pallone ancora rimessa laterale, però è in favore della Vis, quindi si occupa De Giorgi proprio della battuta. Vediamo Manuele De Giorgi oggi in veste di capitano. Adelfio, il cross di prima, geniale, libera poi la difesa. Ora un po' fuori giri la Vis, deve mettere ordine. Allora Gnoffo prova a mettere palla a terra, perde questo pallone. Allora prova contrattacco, ma alla termine rimessa laterale. È riuscito qui Guida a controllarla. Tanti errori dal punto di vista tecnico, sicuramente è una partita che giova questo allo spettacolo. Azioni da una parte e dall'altra. Occhio qui, il pallone giocato in mezzo, diventa più consistente anche l'offensiva del secondo tempo da parte dello Sport Palermo. Qui occhio, Livigni prova a fermare il suo avversario ma non riesce, forse si lamenta di non essere stato aiutato in una marcatura. E qui il cross, Mazzola cade a terra come se gli avessero sparato a una gamba, ma fa un'ottima chiusura, sempre nel posto giusto al momento giusto. Sicuramente oggi la sua partita è impeccabile, non ha sbagliato quasi nulla. Quando un portiere si trova a giocare partite del genere, forse ogni tanto la distrazione nel non ricevere tanti tiri in porta può portare a qualche errore. Lui sempre attento, sempre sul pezzo. E allora ancora Emanuele Di Giorgi prova ancora a lanciarsi, ancora una volta parte il suo cross, ma prende una traiettoria abbastanza sbilenca, sarà rimessa dal fondo. Sicuramente il risultato di 3-0, un risultato abbastanza pesante, ma bisogna ringraziare anche Gargano che ha tenuto in piedi fin qui la sua squadra. Qui occhio perché adesso prova a sgusciare via ancora la Vis, il pallone dentro l'autogol e poi la tocca. Forse l'ha toccata, no, ma comunque il risultato è di 4-0. Non si sono capiti qui portiere e difensore, questi sono cross veramente velenosi. Si era lanciata proprio gli scontri sul pallone. Ha provato lui, non è entrato. È riuscito quindi dunque nel 4-0 che adesso porta la partita ancora più in salita.
per i ragazzi dello Sport Palermo sarà 20 minuti all'ora di gestione pura della palla, se non vorranno ancora continuare a incidere, dato che diventa anche abbastanza tondo, dovrà cercare qui una reazione. C'è calcio di punizione giusto qui. Qui prova con un pochino di furbizia a innervosire anche l'avversario De Luca. Intanto altri cambi nella Vis Palermo. Entra Zappavigna al posto di Marsala, che anche lui oggi ottima partita. Poi un riconoscimento particolare, quello per Adelfio, che sicuramente oggi tra gol, assist e rigore procurato forse è il migliore in campo. Al suo posto entra Giaccone. Oggi Adelfio ha dato prova delle sue grandissime qualità, di quanto può aiutare questa squadra. Ma torniamo adesso su questo calcio di punizione. Salgono in tanti, rimangono solo 3 i giocatori dello Sport Palermo dietro. Cross dentro che tende a uscire, il pallone giocato ancora una volta. Campanella prova, il pallone è rimesso dentro ma non si chiude il triangolo, e allora sarà rimessa dal fondo. Chiede un attimo di tempo per il gioco. Per allacciare la scarpa De Luca, per evitare problemi successivi legati a scivolamenti. Allora il pallone di Mazzola lungo, cercare una delle torri a centrocampo. Qui c'è un calcio di punizione per una spinta. Adesso lo Sport Palermo può rendersi pericoloso. Vediamo chi andrà a tirare. Sono lì abbastanza in accordo con il fatto che si prepara la battuta proprio Samuele Guida, no? E Campanella ne è entrato qui il più pericoloso dei suoi, con quella slalom dentro l'aria, cosa giocata. Sfortunato poi nella conclusione. Vediamo, ci proverà adesso con questo calcio di punizione. Allora prende già la rincorsa, basso qui il pallone, diventa quasi un assist, ma non ci ha creduto fino in fondo. Adesso cambia entrambe le parti nella vis. Esce proprio Antonio Mazzola, e qui ora vedremo come si organizzerà in porta. Lascerà il campo proprio, diciamo, Mazzola. Esce anche col numero 17 Francesco De Luca. Entrano quindi con il numero 12 Francesco Cimmino per la porta. E allora prende poi Mauro Luigi il posto in difesa con il numero 2. Ci sono anche cambi adesso nella Vis, cioè scusate, nella Sport Palermo. Sta per entrare con il numero 15 proprio Scalera. Entra anche con il numero 18 Terzo, Gabriele Terzo. Già comincia a prendere subito lui il posto in campo. Esce il numero 2 proprio 3 Vercano, scusate. C'è un errore nella battitura. Si riparte allora. Qui subito prova ancora una volta in pressing sempre il numero 10 Ricciardi, capocannoniere di questa squadra con 6 gol, lo ricordiamo. Bottino niente male per lui. Allora non hai giocato ancora una volta
cercare una delle punte. Vediamo ora lo sviluppo offensivo. A parte i giocatori della Vis che però non riescono qui, allora calcio di punizione per un vantaggio che non si concretizza. Qui ora c'è un provvedimento cartellino giallo, c'è un provvedimento per c'è un cartellino rosso proprio per l'allenatore, forse uno dei dirigenti, non proprio l'allenatore, da parte dello Sport Palermo per le proteste. L'arbitro l'ha lasciato passare una prima volta, non la lascia passare la seconda. Città 75esimo, sempre 4-0, risultato abbastanza pesante, partita ormai in cassaforte, si potrebbe dire, per la Vis Palermo, salvo Cufate. E allora si ripartirà proprio con questo di calcio di punizione per la Vis. Prova il colpo di testa ancora una volta, qui viene chiuso Mauro che poi combatte a centrocampo, riesce a guadagnare di nuovo il pallone. Ora partita un pochino nervosetta. Prova ancora adesso Sport Palermo a reagire qui. Ottima la giocata ancora una volta di uno dei migliori sicuramente di questa squadra. Con numero 11 c'è provato ancora Samuele Guida. Allora rimessa dal fondo ancora una volta, lancio in avanti, cercare qualcuno lì nella zona offensiva della Vis. Adesso prova a sgusciare via proprio con il numero 9 Visconti, che ha tanta voglia sicuramente di continuare a giocare, continuare a mettersi in mostra. Lui subentrato, ricordiamo, solo la parte iniziale del secondo tempo. E allora ancora una volta prova la giocata qui la Vis. Non ha giocato per il capitano ancora Di Giorgi, non è vicino ma è fuori gioco. Allora ennesimo cambio nelle file della Sport Palermo, entra con il numero 16 proprio Francesco Teresi, prende posto al posto di un giocatore veramente che oggi ha fatto la differenza, seppur non portando il vantaggio alla sua squadra. Prende il posto di Guida Samuele. Non esce molto contento proprio lui, che non voleva forse uscire, però il risultato è ormai abbastanza tondo. Dovranno fare i conti anche con le prossime partite, quindi risparmiare energie è anche qualcosa di importante. Infatti va direttamente sotto la doccia. Qui prova ancora azione personale. Ancora una volta giocare la Vis. Rimessa laterale allora ancora in favore dello Sport Palermo. Qui cade sul pressing
Per l'arbitro tutto legale. E allora parte la conclusione da lontano, non era per niente male. Poi un tiro abbastanza velleitario qui. Ci ha provato proprio Teresi, ne è entrato. Calcio di punizione allora affidato ancora ieri del nuovo portiere entrato nel secondo tempo, proprio Ciminno. Proverà anche lui a dare una sicurezza dopo il clean sheet di Mazzola. Qui occhio alla conclusione volante, sarà calcio d'angolo, si incarica della battuta proprio Mazzè, che adesso si incammina verso il calcio d'angolo. No, ok, adesso va proprio lui, invece stava aspettando semplicemente il secondo pallone. E allora concentriamo negli ultimi 10 minuti di partita. Prova lui il calcio d'angolo, la girata ancora che non riesce. Occhio qui sbilanciato, rimane in piedi l'arbitro. Si riprenderà. Calcio di rinvio dal fondo. Ha fatto un'ottima giocata Mortillaro nello stretto. Forse poco assistito dai suoi compagni. Era Cimino che prova ancora una volta a giocarla bassa, un pressing alto che viene scavalcato con questo lancio lungo. Ancora Di Giorgi che prova la palla in verticale, splendida qui la chiusura ancora una volta. Il capitano al Sport Palermo. Allora, occhio perché c'è ancora la possibilità per aumentare il divario. Ancora ci ha provato Visconti ma non è riuscito. La palla rimane lì, diventa buona proprio per un controllo di Livigni. E qui ancora una volta Gargano decisivo per evitare il 5-0. Sicuramente qui Visconti si starà mangiando le mani per l'occasione sprecata, per un gol divorato davanti alla porta. Poi Livigni torna forse a toccare uno dei pochi palloni che in questo secondo tempo credo tantissimo per la squadra, oltre a trovare quell'Eurogol. E qui occhio Di Giorgi che riesce in qualche modo a stoppare Campanella, ma sarà un calcio di punizione. Allora sarà proprio Di Giorgi a rimettere in gioco. Allora ancora una volta continua nel pressing alto Sport Palermo, quindi riesce a imbastire questa occasione offensiva. Occhio perché prova la conclusione da lontano proprio lo Sport Palermo. Ci ha provato con il numero 4 Fanduzzo Alessio, in veste di vice capitano lui quest'oggi. Passano i minuti, ancora 4-0. Ricordiamo primo tempo risultatosi 2-0, altri due gol arrivano proprio nella ripresa nei primi minuti. Poi un blando attacco da parte dello Sport Palermo e qui del 7-6 perché prova ancora la Vis a chiudere con la manita. Occhio il pallone ancora per Visconti che qui si incarta in un fazzoletto, la trattiene ma l'arbitro fa segno che c'è vantaggio. E allora poi Di Giorgi prova lui la conclusione al volo, non era affatto male l'idea. Non è riuscito a prendere lo specchio, solo un tiro abbastanza alto qui. Sicuramente diciamo un secondo tempo sottotono per quanto visto, con qualche timido attacco. Ancora qui Di Giorgi che fa fallo sul numero 18, quella stretta di mano tra i due. Ancora il capitano della Vis, un esempio anche per i suoi compagni. E allora il lancio lungo
cercare proprio Mortillaro che prova di testa a controllare questo pallone. Ottimo qui la sua giocata, il pallone ancora in avanti, giocata con il numero 18 ancora Terzi che prova questo pallone in avanti, cross dentro, diventa buono per Campanella, ottimo rimpallo. Arena riesce a mettere in calcio d'angolo, andrà a battere proprio Teresi. Qui Arena fondamentale nella chiusura, nello stoppare subito l'azione offensiva. Calcio d'angolo battuto corto, qui il tiro cross che non entra veramente di un nulla. Qui Cimino non è riuscito a calcolare bene la traiettoria, stava per diventare un gol quasi involontario, quello provato dai giocatori dello Sport Palermo, che adesso provano un pochino anche a sfruttare l'inerzia del match che va verso di loro. È stata anche un po' la stanchezza dei giocatori della Vis e anche un po' la tranquillità del risultato. Pallone giocato in avanti ancora, ottimo disimpegno da parte dei giocatori dello Sport Palermo, ancora loro che provano ancora una volta a giocare questo pallone in avanti, a cercare sempre Campanella che è uno dei più in forma, l'arma scelta in questo secondo tempo dal mister Maniscalco. E qui occhio al pallone che diventa buono proprio per Visconti ancora una volta, miracoloso Gargano che veramente, nonostante i gol presi, ha tenuto in piedi la sua squadra e sta continuando a tenere in piedi la sua squadra fino all'ultimo. Incolpevole sicuramente nei primi due. Qui Di Giorgi non riesce a mettere il pallone in campo e allora andrà proprio Mazzè a battere questa rimessa laterale. Pallone giocato in avanti, ancora Mazzè prova a riproporre dentro il cross, ma Gnoffo qui non calcola bene la traiettoria della palla. Allora sarà calcio di punizione, vedremo chi andrà a battere e chi vorrà sicuramente provare questo calcio di punizione. Si avvicina proprio col numero 8 Mazzè, ma non sembra per tirare lui. Sul punto di battuta anche Teresi e Fanduzza che prova timidamente vediamo ora come batterà questo calcio di punizione. L'unico terminale offensiva è Livigni e qui il calcio di punizione è battuto, cercare l'angolino basso, ottima la chiusura di Cimino che si rifugia in calcio d'angolo, ma qui ottimo questo calcio di punizione battuto proprio dal numero 8 dello Sport Palermo, proprio Ivan Mazzè, che adesso va anche a battere questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto dentro, il cross vicinissimo alla rete del 4-1, ha provato a girare proprio il capitano Ricciardi Gabriele, pallone che esce veramente di poco, pietrificato Cimino. E allora pallone ancora lungo a cercare proprio Visconti che proverà a farsi perdonare l'errore precedente. Ancora Visconti contro tutti, mezzo a due Visconti, nessuno che l'aiuta, prova allora a prendersi il massimo che può, cioè il calcio d'angolo riesce e quindi si ripartirà proprio da calcio d'angolo per la Vis, consentirà anche di salire un pochino di baricentro ai suoi compagni. Noi siamo quasi al 90° minuto, la partita ormai sembra essere completamente spenta per quanto riguarda gli attacchi della Vis, un di 4-0 e nel frattempo vediamo un attimo allaccio degli scarpini. E allora calcio d'angolo battuto subito qui, ancora una volta c'è la parata, poi un normalissimo contrasto di gioco
Per l'arbitro è tutto legale, quindi si può continuare il problema a cercare proprio Mortillaro e Campanella, ma Gnoffo poi libera ancora una volta. Livigni prova la sua giocata, ma anche lui un po' stanco, prova un ultimo sprint, ma non riesce qui a controllare il pallone. Poi in un secondo momento sì, ma costretto a subire fallo anche per far salire i suoi. 1 minuto e mezzo alla fine, la partita che ha visto dominare per molti spezzoni i giocatori della Vis. Ripeto, qualche timido attacco molto più concreto nel secondo tempo, quello dello Sport Palermo. Allora calcio di punizione, cercare proprio il capitano Di Giorgi che prova a duellare lì sulla fascia ancora con Terzo, che è costretto a mettere il pallone in rimessa laterale. Ancora Visconti prova a tenerla sulla bandierina, il suo cross dentro, libera la difesa, ancora Ricciardi che poi diventa quasi un assist. Il pallone giocato lì ancora, Arena non arriva. C'è l'ottima parata qui e il rilancio a cercare sempre uno tra Mortillaro e Campanella. Mortillaro il pallone dentro per Campanella, trattenuto qui, e adesso l'arbitro, vediamo, appunto con le maniere forti esce il cartellino giallo giustissimo qui, ottimo asse Campanella Mortillaro, e quindi calcio di punizione, l'ennesimo di questa partita dal limite. Andrà a Fanduzza, in questo caso sembra lui sistemarsi il pallone. Siamo entrati in questo momento al 90° minuto. Andrà con il numero 4, vediamo anche l'arbitro quanto concederà di recupero, visto anche il risultato, visto anche le tante sostituzioni. E allora va Fanduzza, il suo tiro, la palla termina a fil di raso. Saranno 4 minuti di recupero allora per il signore direttore di gara. 4 come i gol quest'oggi della Vis, non l'ho mai messo in discussione. Possiamo dire che si è un po' svegliato nel finale anche lo Sport Palermo. Qui Mortillaro prova la giocata, il pallone è ancora largo, vediamo se Terzo riesce a cercare qualche suo compagno, ma ingabbiato in mezzo a due riesce in qualche modo il cross interessante, ma termina oltre la linea di porta. E quindi si riprenderà dal rinvio dal fondo di Cimmino, che con calma si accingerà a battere questo calcio di rinvio. Non è giocato lì vicino, subito Mortillaro in un timido pressing, che però è efficace quanto basta per guadagnare una rimessa laterale. Andrà proprio Terzo a batterla. E allora il pallone è giocato lì ancora, c'è però fuori gioco di rientro qui. Disattenti anche i giocatori dello Sport Palermo in una di quelle che sono le poche azioni offensive che sono state concesse dalla difesa della Vis. Ricordiamo i prossimi impegni rispettivi delle squadre. Sport Palermo che avrà una partita abbastanza ostica contro la Fincantieri, che fin qui ha dimostrato nel suo cammino di essere una squadra molto valida, in grado di competere anche per alte posizioni insieme alla Panormus e Atena. E allora intanto seguiamo qui un attimo questa azione che si prosegue con Campanella che rientra in aria. Campanella alla conclusione! C'è stata una parata fantastica da terra. No, c'è stato semplicemente un tiro fuori, ma sembrava proprio Cimmino a averla presa. Non è rimbalzato sul terreno sabbioso. Sfortunata allora qui la Vis, che non è riuscita. Occhio, il pallone è ancora giocato dentro da parte dello Sport Palermo. Ancora Visconti, sempre ingabbiato in mezzo a tre, prova la giocata difficile ma ci riesce Visconti, ancora lui porta a spasso 3 giocatori, poi costretto a regalare il pallone, ma occhio adesso Livigni che
Pennella, questo problema in avanti, ottimo qui la chiusura della difesa, ma ancora una volta ci prova il volo. Visto che sicuramente non rinuncia ad attaccare quando può. E ora prova a campo aperto adesso a salire. Lo Sport Palermo. Ordinati qui i ragazzi di Mister Maniscalco, che adesso hanno cominciato solo da poco a fare la partita. Nei minuti finali. Cross dentro ancora. Buona guardia. Proprio Mauro. Allora il pallone chiamato tra le braccia del portiere. Ancora una volta insuperabile in questa occasione. Allora anche lui, come il suo collega di reparto, con questo clean sheet chiude il match 4-0. La Vis, 3 punti fondamentali per staccarsi ancora di più dalla zona playout. Rinuncerà e dovrà provare la prossima giornata ancora lo Sport Palermo per i 3 punti. 3 punti che possono valere la salvezza. Sicuramente è una partita difficile contro la Fincantieri, ma racconteremo tutto nella prossima giornata. Quindi si conclude sul risultato di 4-0 di Palermo, Sport Palermo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito anche oggi.